pronto, attenzione, colpo di pistola e si va via in gara la categoria ragazze. Impiegheranno circa 4 minuti per ripresentarsi qui sulla rete di arrivo, ripeto, circa 4 minuti. Una trentina, poco di più, gli atleti in gara nella categoria ragazze, eccoli qui, in 3 a giocarsi la vittoria, una volata a 3, davanti all'atleta della terza numerito con il numero 442, Denise Piazzola, ed è Denise Piazzola che si aggiudica la gara davanti a Michela Fontana della società atletica Valchiese. In terza posizione l'atleta del gruppo sportivo Tondo. Poi dunque per la quarta Roveretto, la quarta trentina in questa gara con Denise Piazzola, figlia d'arte, il papà, un grande ostacolista, vai che hanno fa sempre con i colori della quarta Roveretto. Arrivi, arrivi, arrivi! Metri hanno disputato queste ragazze, il giro grande, un giro davvero molto faticoso e quindi meritano tutti i nostri applausi. Degli arrivi, numero 296 e numero 76, una volta il numero 244 col 554 è Giorgia Buccio. Ed eccola qui l'atleta che va a chiudere questa gara della categoria ragazze con il numero 410, Hanane Fak, polisportiva